Era entrato in un bar subito dopo il colpo, abbandonato dal resto della banda in fuga. I carabinieri, chiamati da alcuni avventori insospettiti da quella strana presenza, lo hanno arrestato mentre era seduto al tavolo a bersi uno spritz. È Marco Balzaretti, 55enne milanese, uno degli autori dell'assalto alla gioielleria Rosso di Resana. In tasca ancora il taglierino usato per minacciare le due donne ed il nastro adesivo con cui le ha legate nel retrobottega. Un uomo già noto alle forze dell'ordine. È entrato all'interno della gioielleria con una pistola semiautomatica e con il colpo in canna. Un comando ben organizzato che conosceva bene orari e abitudini della titolare della gioielleria e che un mese fa aveva effettuato un sopralluogo. Erano i primi di novembre, nel tardo pomeriggio il 55enne, finito in manette, assieme ad un complice, suonò il campanello del negozio. La titolare insospettita non aprì. Al citofono il bandito disse di essere interessato all'acquisto di un orologio per fare un regalo. La donna, con una scusa, allontanò i due sconosciuti. Nell'interrogatorio Bazzaretti non ha fatto i nomi degli altri componenti del comando, ma gli investigatori hanno già una pista da seguire e delle tracce per risalire al loro DNA. Banditi esperti, pronti a sparare, non nuovi a rapina in grande stile. Noi ce la mettiamo tutta, speriamo che nel giro di pochissimo tempo assicureremo alla giustizia anche gli altri complici.